io sono Samuele, sono uno dei tanti ragazzi del comitato, siamo circa una trentina, abbiamo un'età compresa tra i 15 e i 21-22 anni per la maggior parte, o il nostro presidente che ne ha più di 50. Abbiamo pensato di mettere in piedi questo comitato perché siamo venuti a sapere che quest'anno la festa praticamente non ci sarebbe stata perché non era più presente il comitato. Noi volevamo portare un po' di aria fresca, un po' di novità, abbiamo messo in piedi una serie di eventi di questo tipo, non ce n'era da diversi anni. Per esempio abbiamo portato soprattutto eventi musicali, ci hanno seguito infatti anche molte persone della chiesa, anche noi abbiamo avuto molto sostegno dal parroco di un giorno. Io penso che questa sia una delle feste, una delle tradizioni più identitarie del nostro paese. Bisogna preservarle e investire energie su questo.